Da una sinergia tra Istituto Inaudi, Amministrazione Comunale, Wind Tre Business, portiamo avanti un progetto a dir poco innovativo, un progetto che ovviamente avrà come protagonisti i giovani che potranno incuriosirsi e effettuare delle lezioni riguardanti la robotica, data analytics e cyber security. I ragazzi in questo modo avranno l'opportunità di approfondire quelle tematiche che sembrano futuristiche ma in realtà sono già concretamente contemporanee e, perché no, creare anche un ponte tra domanda e offerta di lavoro, cosa che sta molto a cuore all'amministrazione, come lo stesso coinvolgimento a tutti i livelli di tutti i giovani di tutte le età. Siamo molto felici di come si è svolto l'evento, siamo alla fine del progetto che è stato molto lungo e che ha impattato diversi colleghi sia partner che hanno lavorato con noi e siamo molto orgogliosi di essere stata la parte integrante di questo progetto così innovativo e unico sul territorio. L'intervento di oggi all'Inaudi Scarpa è stato l'evento di chiusura di una fase progettuale che adesso inizieranno l'utilizzo pratico degli strumenti che abbiamo acquisito, un progetto che riguardava robotica, riguardava la parte di cyber security, il big data, oltre ad aggiungersi ad altri filoni che già negli anni abbiamo portato avanti come intelligenza artificiale e IoT. Gli interventi di oggi mi hanno particolarmente entusiasmato perché abbiamo avuto la possibilità di sentire un'esperta, la dottoressa dell'Università di Bergamo, che ci ha parlato dell'importanza del gioco e dei videogiochi in generale nell'apprendimento, soprattutto nell'apprendimento dei ragazzi con difficoltà. E questo un po' ci conforta di fornire strumenti tecnologici ai ragazzi. In particolare oggi abbiamo visto la presentazione dei bracci robotici di Comau che ci consentiranno di insegnare le STEM in maniera molto più inclusiva oltre che immersiva, e anche per quel che riguarda poi la parte professionalizzante per il triennio, per quel che riguarda ad esempio le applicazioni nella programmazione, nell'uso del PLC, nell'uso ad esempio saldatura a distanza, eccetera. Oltre a questo abbiamo parlato di cyber security, che è uno dei filoni a cui stiamo trattando particolarmente con i nostri ragazzi, in maniera da consentire ai ragazzi appunto di proporsi già con competenze sviluppate nel mondo del lavoro quando usciranno dalla scuola. Tutto questo grazie ai fondi PNRR che abbiamo deciso di spendere in maniera abbastanza originale, nel senso di formazione di laboratori che possono poi essere utili al territorio, in particolare alle associazioni, al Comune di Montebelluna per vari progetti che presenteremo, e consentiranno ai ragazzi già di mettere in pratica dei compiti di realtà e di avere a che fare già subito con il mondo che sta fuori dalla scuola. Come dicevo negli interventi, la scuola non è più una bolla a sé stante nel territorio, ma deve integrarsi e proporre anche al territorio nuove competenze degli studenti, integrare le richieste del territorio e cercare soluzioni a quelli che sono i problemi dei nostri ragazzi. Ecco, questa è la chiusura della giornata di oggi, che ha visto Wind Tre in particolare come system integrator a darci una mano nel cercare le soluzioni migliori per fornire tutto ciò.